Allora, siamo con Gianpietro Napol, presidente della Federazione dell'Ordine degli Ingegneri del Veneto. Voi per domani avete organizzato un convegno a Mestre per parlare della città metropolitana. Che cosa vogliono dire gli ingegneri sulla città metropolitana del Veneto? Gli ingegneri, in seguito al varo della legge 56 del 2014, la cosiddetta legge del Rio, sul riordino praticamente delle amministrazioni dello Stato, fa sì di fatto che la città metropolitana di Venezia venga individuata con la vecchia provincia di Venezia. Ecco, a noi questo è sembrato particolarmente semplicistico, se non addirittura banale, e quindi ci siamo detti: ma per costruire una città metropolitana dovrebbero esserci delle basi cosiddette scientifiche. Allora abbiamo costituito un gruppo di lavoro che si è occupato per diversi mesi di questo aspetto, e domani noi presenteremo i risultati di questo nostro lavoro. Abbiamo analizzato innanzitutto gli aspetti di natura demografica, poi abbiamo analizzato i tempi di percorrenza tra una città e l'altra, visto che il Veneto è caratterizzato dal famoso policentrismo e quindi ci sono tanti centri medio-piccoli che sono però a brevi distanza gli uni dagli altri, no? Quindi ci sono i tempi di percorrenza. Abbiamo detto: ma cerchiamo di prefigurare quello che potrebbe essere uno scenario con dei tempi di percorrenza massimi di un'ora. Poi abbiamo analizzato naturalmente anche gli aspetti di natura infrastrutturale che sono connessi ai tempi di percorrenza, la mobilità, i servizi a rete, il prodotto interno lordo di questa nostra città, i servizi sanitari, gli aspetti relativi al mondo del lavoro. Abbiamo mappato tutto questo e abbiamo cercato di individuare quello che poteva essere un ambito ottimale della città metropolitana veneta, che noi appunto abbiamo chiamato città metropolitana veneta e non città metropolitana di Venezia, proprio perché va ad abbracciare almeno 4 città, con una forte correlazione Venezia-Padova o Padova-Venezia, nel senso che addirittura prevalente il flusso tra Venezia e Padova e non viceversa. Abbiamo poi una gravitazione di Treviso su Venezia e di Vicenza più su Padova.